amici di Sportissimi, appassionati di calcio e di calcio giovanile, bentrovati allo stadio Matranga di Castellammare del Golfo. Di fronte Don Carlo Misilmeri e Unitas Sciacca, quarto di finale del campionato regionale Juniores. Poi ancora Mangiaracina, spalla alla porta, prova a girarsi, Mangiaracina, ingresso in area, gran giocata, poi il cross che finisce sul palo, poi altra deviazione, si salva la Don Carlo, ma qui opportunità enorme per il vantaggio dell'Unitas Sciacca. Almeno così è scritto da calendario. Intanto attacca Pecorino sull'out di destra, per la palla ancora calciata sul primo palo. Questa volta Chinnici si distende, mette in calcio d'angolo. Pesetti lancia in avanti a cercare Pellegrino, il colpo di testa a mettere fuori sui piedi però Di Sino che controlla e calcia la parata e poi pallone allontanato dalla difesa dell'Unitas Sciacca. Prima palla gol della Don Carlo. La disputa di questi playoff Juniores, occhio al colpo di testa intanto, e la palla alta, dovrebbe essere stato buon accorso. Attenzione a questa palla per Caracappa che può avanzare. Caracappa ai 20 metri, allarga Pesetti, guarda in mezzo, Caracappa non arriva, c'è sul secondo palo Federico Sino, vantaggio Don Carlo, 15 minuti 30 secondi, si sblocca la partita al Matranga, la sblocca uno dei giocatori più attesi, ovvero sia Federico Sino. Poteva vedere, mentre intanto attenzione alla palla per Pellegrino in posizione regolare, Pellegrino, subito il raddoppio di Pellegrino, le proteste da parte dell'Unitas per una presunta posizione di fuorigioco, direttore di gara che non vuole sentire storie. È il gol del 2-0 per la Don Carlo, con Piero Pellegrino che corre. De Caro evita l'intervento di un avversario e avanza, poi Caracappa quasi scivola sul pallone, per ritrova subito il controllo, serve sulla corsa Virzì incrocia, la parata, arriva Pellegrino, anticipato sul più bello. Qui rischia Pesetti, Di Spezio mette una toppa, poi calcia addosso un avversario, allora attenzione all'inserimento di Spina, c'è un contatto tutto regolare, anzi no, perché l'arbitro ha fischiato calcio di rigore per l'Unitas Sciacca, decisione particolare. Mangiaracina contro Chinnici, il direttore di gara vuole tutti fuori e ora fischia la battuta di Mangiaracina che spiazza Chinnici, rientra in partita l'Unitas Sciacca con il gol. Trasformazione perfetta di Mangiaracina e 2-1. Con Chinnici che li ha messi tutti in barriera. Una barriera di 11 uomini. C'è il fischio proprio per Mangiaracina. Sul fondo di nulla la conclusione di Mangiaracina. Calciare tutto storto, interviene Virzì, poi Caracappa, controlla e va. Caracappa inseguito, attende l'arrivo dei compagni, poi cerca ancora di accelerare. Caracappa porta a spasso Baldassano, Caracappa propone il cross, secondo palo, c'è Virzì, controllo e destro, salvato sulla linea, poi arriva Sino, fermato. La rimessa con le mani verso l'area di rigore, interviene Bonaccorso, poi attenzione al controllo e al destro da parte di Micolis, sopra la traversa da buona posizione, ha colpito. Qui forse è giocato male questo calcio d'angolo dalla Don Carlo, attenzione alla ripartenza proprio di Cusumano che prova a prendere in velocità Di Spezio, Cusumano ingresso in area, Cusumano protegge il primo palo Chinnici, palla in calcio d'angolo, salta due avversari, poi passa al centro, c'è Sino, spazio Sino, guarda la porta, finta di calciare, ancora Sino al limite dell'area, sempre Sino, spalla alla porta adesso, ha perso l'attimo per calciare. Romano ci prova lui, tiro deviato, c'è Caracappa sul filo! Caracappa! 3-1 per la Don Carlo Misilmeri e la firma che arriva da parte di Samuele Caracappa che ci ha provato in tutti i modi e ci è riuscito con un gol da opportunista d'area. De Caro fa correre letteralmente a vuoto gli avversari da Don Carlo con questo possesso palla avvolgente. De Caro, palla tesa in mezzo, Virzì! Fuori, il colpo di testa. Sarebbe da dire a 3,5 dalla fine. Speranze che se ne vanno ormai definitivamente. Intanto c'è un cartellino rosso per Mamone che termina mestamente la sua partita. Gli animi siano un po' caldi. Intanto finisce la partita. Don Carlo Misilmeri batte Unitas Sciacca 3-1.
La squadra di mister Lobue è in semifinale del campionato regionale juniores.